Buongiorno ragazzi, oggi la domanda è: alle prossime elezioni, secondo voi, chi vincerà? Partiamo dal presupposto che ora Salvini ha recuperato, diciamo, molto rispetto al Movimento 5 Stelle, quindi il PD è avanzato di un poco, però quello che rimane più forte è, diciamo, la Lega. Quindi diciamo che però, secondo un mio parere, Salvini ha sempre criticato il sud Italia. Ora si è attaccato sugli immigrati, si è attaccato su tante cose, adesso l'astrazione chimica, diciamo argomenti che... No, io Movimento 5 Stelle. Quindi Salvini ha promesso queste cose degli immigrati invece di pensare al lavoro. Poi adesso diciamo vuole mettere questa legge sulla castrazione chimica, che è una cosa buona, sì, però lo fa per prendere voti a finale. Quindi adesso ha incominciato prima con l'immigrazione che si devono cacciare tutti sti neri fuori. E quindi tutta la gente l'ha votato. Poi ha detto la castrazione chimica per i pedofili, ci sta pure, però di tutto si parla, tranne, ciao Antonio, tranne che a finale di lavoro, di mettere la gente a lavorare, di aumentare le pensioni, cioè di tutto questo non si parla. A finale lui basta si è fissato con i neri, gli immigrati e mo la castrazione chimica, guarda, cioè, ci rendiamo conto. Cioè alla fine è una cosa assurda proprio. Cioè io voglio capire, Renzi d'accordo ha fatto il fatto degli 80 euro, il PD ha fatto quello che ha fatto, non si mette in dubbio, io non ho fatto troppo, Renzi ha sbagliato, diciamo così. Però dire che Salvini vuole salvare l'Italia mi sembra un po' esagerata questa situazione. Perché qua nessuno può salvarla come sta la situazione, ma hanno fatto il reddito di cittadinanza, molti l'hanno preso, non sarà di certo la soluzione, questo è poco ma sicuro. Però Salvini, dal mio punto di vista, immigrazione e mo castrazione chimica e chi commette abusi su minori, ci stanno tutte e due, però non puoi pensare solo a queste due cose. Pensa ci stanno altre cose invece di andare a prendere barche al mare. Che poi questa legge degli immigrati l'hanno firmata tanti anni fa e hanno preso bei soldi da questi signori, diciamo. Poi adesso i soldi non li vogliono più. Quindi diciamo che era un patto che avevano fatto con tutta la comunità europea che dovevano prendere i clandestini, gli immigrati. Poi è arrivato Salvini e ha detto no, da oggi in poi non entravano più. Quando poi stesso lui tanti anni fa firmò questo decreto. Quindi diciamo, poi se vi ricordate bene, nella Lega è scomparso 1 milione di euro che non ha mai tornato indietro il signor Salvini, se vi ricordate bene. Quindi non parliamo, qui si parla sempre a finale. Io purtroppo forse ho smesso di credere quasi in tutto, la politica è come i soldi, sono la cosa più sporca al mondo, in effetti, i soldi li toccano a tutti. E la politica uguale, nessuno è buono, perché chiunque va lì va per un proprio interesse. Quindi puoi mettere a chi vuoi tu, andrà sempre là per fatti dei suoi, al finale non fai niente. Tutti quanti, e come si dice, girano a torto dalla parte loro. Quindi al finale, secondo me, ma sono a te. Noi qua teniamo a De Luca, teniamo, penso un po'. Ma quello è il problema, guarda, il reddito di cittadinanza, no? Lo danno, vabbè. E poi tutti sti posti di lavoro dove stanno? Cioè, dove andano a lavorare?
Cioè, questo non capisco. Vabbè, è una cosa buona, al finale aiutano a far camminare il commercio, che tu puoi spendere di più, quello puoi spendere di più, quindi diciamo che i supermercati, quelli di abbigliamento, lavorano di più, incassano di più, quindi diciamo si mette in movimento un po' tutto il sistema. Va bene, ci sta pure, però se vengono accettate 1 milione di persone e poi dove lo trovano sto 1 milione di posti di lavoro? Io penso che sarebbe impossibile, però Salvini fissarsi con gli immigrati, la castrazione chimica, di tutto si parla tranne di andare a lavorare qua. E allora il Movimento 5 Stelle ha promesso e fatto del reddito di cittadinanza e l'ha mantenuto. E va bene, ci siamo. Ora dobbiamo vedere per il fatto del lavoro e vabbè, poi si vedrà. Sì, sì, ma Rosso, ma il problema è che questo è ossessionato proprio lui, i barconi, gli immigrati, è proprio una fissazione che tiene. Cioè, tanta guai che ci sono, no? Cioè, parliamoci qua di quelli, allora, è vero, ci sta chi scappa perché vuole venire qua a fare i soldi e c'è chi scappa per la fame, la guerra, non si mette in dubbio, eh. Al finale possiamo fare un erbo uno fa sempre. Tu guarda 10 cose di Salvini, no? Io l'ho guardato su YouTube, ma su tutte parti, ogni volta immigrati, immigrati, immigrati. Cioè, ma un altro argomento non ci sta. E vabbè, ma in Germania è l'orologio svizzero, quindi andò, ci sono stati in Germania, tutto funziona come regola, è un orologio. Ah no, qua come si svegliano la mattina qua. Qua tanti anni fa hanno firmato il decreto per far entrare gli immigrati, poi una mattina si sveglia Salvini, che l'aveva firmato lui poi, non è che l'avevo firmato io, e dicono no, non entreranno più, perché siamo in troppo. Alloco significa lì, allocca, allocca può significare pure persona un po', non lo so, allog significa log, cioè in quel posto, però si dice allocca significa sciocco in effetti, quindi poi dipende da come l'ha detto. Io quando dico allog, chiamo log è come dire andiamo lì, poi allocca è come è. Allocca allora significa sciocco in effetti, alloca invece è di lì. Allora, quindi vedi che dialetto è un po' difficile al finale. Comunque quello, il problema è questo. Alle prossime elezioni, se va di questo passo, secondo me fanno vincere la Lega. Perché già ha guadagnato un sacco di punti sul Movimento 5 Stelle, anche se il PD sta avanzando, quindi secondo me faranno fuori i 5 Stelle o la Lega o il PD, questo sarà. Anche se allora non è il problema qua del nord e del sud, perché io lo ripeto, qua siamo tutti amici, in effetti io sono stato al nord, quindi non è vero il fatto che quelli del sud, qualche regione in particolare ha un po' l'astio verso il sud, però Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia, lì no, sì, io parlo solo di poche regioni, tipo Bergamo, il Trentino Alto Adige sopra, ci sono dei paesi che hanno questo quando sentono parlare il dialetto hanno questo tipo schifato, però al finale poi tutta l'Italia, Toscana, Roma, cioè il sud è considerato come siamo considerati normali al finale. Però non dimentichiamo che Salvini del sud, lui ha detto che voleva tagliare l'Italia da Roma in giù, pensa un po'. Poi ha avuto un sacco di voti qua a sud, è pazzesco, anche i miei paesani come i meridionali sono deficienti al finale. Dopo avere tante critiche abbiamo preso. A Napoli specialmente l'ha fatto proprio, poi l'hanno votato, cioè, ma io voglio votare Moana se permettete, ma non a Salvini a sto punto. Come si chiamava quella là che stava al Parlamento? Ilona Staller là. Voglio votarla a Ilona, ma no a Salvini. Se devo scegliere, permetti, no?
No, sto sbagliato, quella è Ilona Staller, volevo dire, non Moana Pozzo, è sbagliato. Ilona Staller stava ancora... lo so che è vecchia, ma lo sacci, lo sa. Però se dovete preferire votasse sempre a essi, no? Perché qua PD non ne vediamo. La Lega nemmeno, il Movimento 5 Stelle purtroppo sta perdendo colpi. Quindi rimarranno la Lega e il PD. Ma o uno o l'altro stiamo inguaiati a finale, quindi soluzioni non ce ne sono. Se sale il PD, immagino sempre solo loro. Se sale la Lega, quelli del Sud staranno condannati sempre. Quindi a finale, in tutte e due maniere, staremo inguaiati. Come detto, due meglio monarchia a sto punto loro. Purtroppo questo è un argomento non difficile, non facile, perché uno può dire chi vincerà. Però come sta la situazione, la Lega sta avanzando per questi due motivi, cioè la fissazione sugli immigrati e mo la castrazione. Non so la terza cosa che, ma sicuramente un argomento particolare che deve portare voti. Perché guarda, tutta la gente è vero, sono i sociali degli immigrati che attaccano, prendono i soldi, si mettono davanti ai supermercati e hanno ragione, ma io dico io, no? Un immigrato dà fastidio, questo vende la droga, questo fa questo, questo non lo so, dà fastidio, piglia e viene rimpatriato. Io questo dico, io non dico che... Però giustamente chi rimane così, lavora, sta bene, ma perché giustamente dobbiamo fare un'erba un fascia? Se sta bene con i documenti, e sta bene perché fammi capire. Il problema sono quelli, non sono tutti delinquenti, quelli che arrivano, partiamo da questo. Io pure qua a Salerno ho un sacco di amici neri che vanno lì, chi sta chi vende le scarpe, chi vende le cose, chi va a vendere i fazzoletti davanti ai semafori. C'è sta gente normale al finale. Ho lavorato anche con un sacco di neri in fiera e sono gente come noi che si alzano e vanno a lavorare. E questi che stavo io erano pure, come si chiama quella religione particolare, i musulmani là che pregavano mentre facevano il Ramadan, e tutti dicevano che quelli erano pericolosi, che si facevano saltare in aria, ma non è vero, non possiamo dire che solo perché quelli là che facevano questo erano tutti i musulmani sono tutti così. Non esiste proprio. Io ci ho lavorato con i musulmani, anzi, loro non mangiavano la carne di mucca perché la considerano sacra e quindi mangiavano lì in Finlandia solo pollo, agnello, sai, carni bianche in effetti. Poi per il resto mangiavano uguale a noi. Se mai carne macinata, loro usavano quello di pollo, di tacchino, di coniglio. Ma poi per il resto era tutto uguale a noi, il caffè, queste cose qua. Poi avevano sta cosa che si dovevano mettere a pregare e col tappeto a terra, dove stavano, pregavano. Oppure non mangiavano tutto il giorno perché dovevano fare il Ramadan fino alla sera, quindi voglio dire io, cioè al finale è un casino sempre ragazzi. Comunque ragazzi, lasciate un commento sotto al video chi vincerà secondo voi le prossime elezioni, il PD, il Movimento 5 Stelle o Salvini, la Lega? Giusto per vedere come la pensate voi, non è che uno vuole giudicare, perché io lo ripeto, io ho votato Movimento 5 Stelle, quindi anzi non c'è sta nulla da vergognarsi se uno ha votato Salvini o se ha votato PD, figuriamoci, non importa, non è un fattore. Però al finale è giusto per vedere come la pensa la gente in generale. Diciamo che questo è tipo un sondaggio, va, chiamiamolo così. Ragazzi, buona pomeriggio, già sono le 4:30 qua. Il partito della Pagnotta, grazie alla Pagnotta, a casa nostra, la Pagnotta è tutta nostra. Così diceva mio nonno. In napoletano, diciamo, a casa nostra la Pagnotta è tutta nostra. Però detto in napoletano, a casa nostra la Pagnotta è tutta nostra, è diverso. Quindi ragazzi, buona giornata a tutti, non mangiate anche perché
Allora Rosa, sai perché sto facendo la live? Perché ultimamente YouTube mi sta dando problemi con i video che carico, che dice che sono ripetitivi e quindi allora ho deciso di fare la diretta sempre. Così non possono dire che io faccio il meteo, che faccio il tempo, che copio, perché ultimamente con questo articolo 13 e 11 loro dicono, vogliono, diciamo, vogliono chiudere parecchi canali. Allora per evitare sto cercando di fare le live, quindi evito. Allora YouTube, se cosa mi ha detto? Che il mio canale è ripetitivo. Cioè, ma se faccio una previsione per oggi, e poi ne faccio uno per domani, dove sta la ripetizione? Purtroppo ho provato a mandare mail e cose, non ci sono santi. Sì, sì, ma perché non vogliono, grazie, questo è il problema. L'articolo vogliono, sì, io gliel'ho fatto presente, ma non se ne fregano, Rosa. Allora devo trovare il metodo per non farmi chiudere il canale. Allora ho deciso di fare degli argomenti, vedi, diversi, un po' di cucina, un po' di argomenti, cose, proprio per non farmi, perché questi vogliono chiudermi il canale. Cioè, voglio dire io a finale, no, loro vogliono solo che i più forti vanno avanti. Come se noi piccoli diamo fastidio ai grandi. Allora, mi hanno scritto che il mio canale non può essere, no, perché è ripetitivo. Ma io ripeto a tutti ragazzi, se oggi faccio pressione meteo per oggi 29 maggio, poi domani faccio 30 maggio, è ripetitivo la previsione, sì, ma il giorno, la data e l'anno pure cambia. Cioè, io faccio se il terremoto, pure per i terremoti hanno detto che ero ripetitivo, ma ripetitivo di che? Se oggi fa il terremoto a Napoli e domani lo fa in Umbria, dove sta la ripetizione? Ma poi voglio ammettere, se oggi fanno 5 terremoti, che ne so, in Alaska, a orari diversi, no? Dove sta la ripetizione? Cioè, è una scusa che loro cercano. E allora, purtroppo, per non fare chiudermi il canale, ho dovuto inventarmi questa cosa qui, di fare delle live dove parlo di qualche argomento, così è anche migliore così. Vedi, io riesco tu mi rispondi, io ti parlo, quindi forse è anche meglio così, se io ti parlo, tu mi rispondi. Ma guarda, quella è la cosa, cioè ripetitivo. La cosa, guarda, ma io gliel'ho detto, ripetitivo. Allora, è un problema che non vogliono fare, bravo, come dicevi, non vogliono fare dare le notizie. Però giustamente loro minacciano di chiudermi il canale, quindi non posso farmi chiudere il canale. A parte ragazzi, non sto guadagnando, partiamo da questo, eh. Quindi lo sto facendo a livello amatoriale e così, però io ora voglio fare tutti i video che non siano uguali, cercare la monetizzazione e vedere se stavolta l'accettano. Allora, se stavolta non l'accettano è perché, come dico io. Allora, Rosa, ci sta il canale di Sergio, ma non perché mi sia importante, questo fa. Allora, il canale di Sergio, lui parla di fine del mondo, come facevo pure io, la terza, le previsioni di Fatima, tutte queste cose qua, come ho fatto pure io, l'Italia affonderà, con una voce meccanica. Allora, YouTube ha detto chiaramente in un'email che le voci meccaniche non sono accettate, perciò io sto parlando a voce e che le scritte non devono apparire più nei video, perché sarebbe come fare un copia e un incolla. E ci siamo. E io ti ho detto, stammi a sentire, guarda, che il canale, parecchi canali, non solo quello di Sergio, ho detto, vedi che a livello ce ne sono a centinaia, monetizzati, cioè che li pagano. Sì, ma la voce vedi che non è la sua, è un robot che ripete. E YouTube ha vietato che i robot devono parlare al posto dell'uomo. Però il canale è monetizzato. Poi nei suoi video lui è ripetitivo, terremoto, terremoto, come lo facevo io in effetti, terremoto qui, terremoto lì, previsione qua, previsione là, quindi
è ripetitivo anche lui, però lui c'è la monetizzazione. Allora io ho detto alle mail, due sono le cose qui, o chi controlla, diciamo, chi è idoneo, una persona fisica e fa dei favori a certi canali, oppure ho detto il sistema informatico, cioè un computer che rivela i canali idonei, non va bene. Quindi due sono le possibilità, o c'è una persona che ha interesse a dire questo sì, questo no, questo sì, questo no, oppure il computer deve giudicare, non va bene. Che giustamente mi dice che io sono ripetitivo, ma se faccio la previsione giorno per giorno, un giorno diverso, dove sta la mia ripetizione? Allora, il canale di Sergio c'ha la voce robotica, però c'ha la monetizzazione. Sì, tiene ragione Michele. Allora, il canale di Sergio tiene il robot che parla, però lui c'ha la pubblicità, quindi c'ha la monetizzazione. L'ho fatto presente nelle mail e non ti rispondono. Non ti danno la soddisfazione nemmeno di questo. Allora io che cosa ho fatto? Ho cancellato di nuovo tutti i miei. Sì, ma quello hanno detto che devono mettere la voce robotica, deve essere cancellata e hanno ragione. Però molti canali, Rosa, ce l'hanno ancora e sono monetizzati. Io quello dico, mi ha condannato a me, vabbè ci sta, però perché questi qua devono avere la monetizzazione quando non. Ma no, ma io ti dico una cosa, guarda, io ho visto dei video su canali del meteo importanti, eh. Ti posso assicurare che quando facevo le previsioni io facevo 10.000 visualizzazioni. I canali che sono famosissimi, non faccio il nome perché dopo dicono che faccio il nome, facevano 800-900 visualizzazioni, capisci? Allora tu dai fastidio a queste persone. Perché un sito famoso che quando fa un video, previsione meteo per oggi, e poi mi fa 1000 visualizzazioni, e un tipo Giuseppe Melchiorre fa lo stesso e fa 10.000 visualizzazioni, secondo me devi dare un po' fastidio a queste persone, se no non si spiega. O no? Poi hanno detto il nudismo, no? Hanno detto che il nudismo deve essere vietato. Altro argomento che io mi sono attaccato con YouTube. Loro dicono che scene di nudità non devono essere messe su YouTube. E fino a qui ci siamo. Ragazzi, quanti canali ci sono? Culi da fuori e tette da fuori quando fanno i balli, oppure quelle cose degli scherzi e cose. Allora, dicono che i video devono essere a scopo informativo. E io che guardo un culo o una tetta di uno, che informazione ho? Ditemelo. Una ragazza che fa uno scherzo, che si mette un perizoma, che cammina, si abbassa per fare una cosa per vedere la reazione di quello. Dimmi tu, guardando il culo di quella, dove sta l'informazione. Ma Michele, quella è la cosa assurda che io ho detto. Guarda, questi diciamo che sarebbero comici poi in effetti. Questo si abbassa, esce il culo da fuori col perizoma, quello da dietro la persona rimane così. Poi di informazione di che? Ciao, grazie. No, ma è pazzesco proprio, quindi. Allora ho provato a fare dei video così, faccio una diretta sempre, un argomento diverso, arriverò al 25 di giugno che cercherò la monetizzazione di nuovo e voglio vedere stavolta che troveranno di nuovo da dire. Perché la foto che vedete è di pubblico dominio, la voce è la mia, questa foto è disponibile per tutti perché l'ho scaricata dal sito Pixabay, quindi modificabile, puoi fare che vuoi tu.
Voglio vedere cosa è una live, non è neanche un video. Voglio vedere cosa diranno il giorno 20 e 25, poi quando farò la richiesta per la monetizzazione. Che scuse venderanno? Perché già ho promesso che no, ma non mi arrabbio, ma vedere gli altri che hanno avuto la meglio, non la meglio su di me perché non sono migliori. Canali che io ho preso già nota di tutti quanti, pur violando i diritti della comunità europea, sono monetizzati. Cioè questo l'ho fatto già presente al mio avvocato. Però voglio aspettare il 25 di giugno, giusto per vedere, mettendo un video diverso dall'altro, cucina, informazione, vari aspetti sociali. Vedi, prima ho fatto quello dei film, adesso ho fatto questo qui. Voglio vedere se cambiando l'ordine dei fattori il risultato cambia. Non cambia sarebbe la regola, ma stavolta deve cambiare. Quindi farò un video sempre diverso su un argomento diverso. Arrivato al 25 giugno, se non mi daranno la monetizzazione di nuovo, allora è come dico io. Ci vogliono fare fuori e basta. Voi ragazzi, buon pomeriggio. Oggi è orario di tè, biscottini. Quindi ci sentiamo. Dopo penserò a qualche argomento più sfizioso. Stasera sicuramente farò qualche live diretta sulla religione, qualcosa che combattiamo sempre. Quindi stasera farò una diretta sulla religione, che è un argomento che di solito si bisticcia sempre perché uno pensa in una maniera, uno pensa una cosa, quindi al finale hanno fatto guerra per la religione, quindi figurati perché c'è sempre chi la pensa diverso. Ragazzi, buona giornata, arrivederci e ci vediamo stasera. Ciao a tutti.